Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata dell'Almanacco. Oggi è giovedì 8 gennaio 2026. Il sole sorge alle 7:37 e tramonta alle 16:57, la luna si leva alle 21:21 e cala alle 12:50. Oggi si celebra San Massimo di Pavia. Il nome Massimo è di origine latina e significa il più grande, il maggiore. L'8 gennaio si celebra l'Ascanio Dei, una ricorrenza non ufficiale ma molto popolare e ironica sul web. Questa tradizione nasce da un video su YouTube del 2008 in cui un utente ha italianizzato per assonanza il testo di un brano iraniano. Grazie al successo del video e alle milioni di visualizzazioni, l'evento è diventato un appuntamento annuale e virale, soprattutto in Italia dove viene celebrato con l'hashtag Ascanio Dei. Tanti auguri a Damiano David, il cantante solista ex frontman della band Måneskin che oggi compie 27 anni. Ha fondato i Måneskin nel 2015 e con il gruppo ha partecipato a X Factor nel 2017 classificandosi al secondo posto. Nel 2021 la band ha trionfato al Festival di Sanremo e all'Eurovision Song Contest con il brano Zitti e Buoni. Da allora il gruppo ha conquistato la scena mondiale scalando le classifiche con i singoli I Wanna Be Your Slave e Beggin' e ricevendo numerosi riconoscimenti. Da circa un anno lo vediamo in veste di solista poiché ha abbandonato il gruppo ed il suo tour mondiale sta riscontrando tantissimo successo. Auguri anche a Sam Levinson, regista e sceneggiatore nato negli Stati Uniti 41 anni fa. Figlio d'arte, suo padre è Barry Levinson, vincitore del premio Oscar nel 1989 per Rain Man. Sam ha raggiunto la fama internazionale grazie alla serie televisiva Euphoria, di cui è il creatore, lo sceneggiatore e il produttore esecutivo. Infine auguri a Manuela Arcuri, che oggi spegne 49 candeline. L'attrice e conduttrice ha iniziato la sua carriera come modella, debuttando come attrice nel 1995 con il film Bambola, per poi recitare in numerose commedie e fiction televisive tra cui Bagnomaria, Carabinieri, L'onore e il rispetto, Il peccato e la vergogna. Nel 2002 è stata scelta come co-conduttrice del Festival di Sanremo affiancando Pippo Baudo e Vittoria Belvedere. L'8 gennaio del 1993 il giornalista siciliano Beppe Alfano viene freddato da 3 colpi di pistola in via Marconi, a Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese. La firma di Cosa Nostra appare più che evidente. Il corpo senza vita del 48enne cronista locale e collaboratore della Sicilia viene trovato dentro una Renault. Le indagini portano alla condanna dell'esecutore e del mandante. L'origine delle teste di Moro si deve all'amore tormentato tra una siciliana e un moro. Quest'ultimo le dichiarò il suo amore, ma lei scoprì che lui aveva già una moglie, per questo gli tagliò la testa e la usò come un vaso per il basilico che annaffiava con le sue lacrime. Buongiorno ai 12. Oggi la Luna litiga con Nettuno e Saturno proprio perché vuole affermare una sua maggiore sicurezza rispetto al lavoro e agli sentimenti. Ed ecco cosa accade nello zodiaco Ariete. Quasi coinvolti in tutto ciò, sentite sicuramente l'esigenza di avere rassicurazioni dal partner, proprio perché le quadrature di Venere e di Marte, di Sole e di Mercurio non vi fanno certo stare tranquilli nella vostra vita affettiva. Cercate quindi di avere tutte le rassicurazioni che vi servono. Toro, per voi oggi la Luna è giustamente esigente, proprio perché volete vederci chiaro in alcune cose, proprio per questo sarete precisi, farete i conti bene e soprattutto imporrete ai vostri referenti lavorativi ciò che vi serve per avere delle contezze e delle certezze per sapervi muovere su una plancia che ritenete abbastanza sicura. Gemelli, per voi oggi la Luna è di quadratura, qualcuno o qualcosa vi chiede delle aspettative, un traguardo da raggiungere, vi sentirete un po' sotto pressione, ma sicuramente parlando con qualche amico riuscirete a intravedere le prospettive che vi fanno evolvere verso un obiettivo abbastanza importante. Cancro, per voi oggi la Luna è una Luna molto significativa, proprio perché Saturno e Nettuno ancora una volta premono sul divario tra amore e lavoro. La Luna oggi vi vorrà volitivi, forti e soprattutto, se proprio vi dovete sacrificare, volete in cambio una contropartita.
Leone, per voi oggi la luna è una luna molto esuberante, una luna che tenderebbe a fare bene i conti, a pianificare in maniera metodica e serena tutto ciò che vi serve per essere più tranquilli economicamente. Anche il partner sarà coinvolto in una pianificazione più oggettiva del futuro. Vergine, protagonisti della giornata con questa luna che dibatte con Saturno e Nettuno proprio perché vorrebbe avere tutte le certezze prospettiche possibili sia sul futuro lavorativo sia sui sentimenti. Dovete cercare di non avere quella sensazione che tutto naufraghi intorno a voi, perché ce la farete come e in maniera molto serena. Cercate di essere semplicemente meno ansiogeni. Bilancia, la giornata per voi oggi è una giornata piena di dubbi, proprio perché la luna vi porta a chiedervi se le strade lavorative, professionali o sentimentali siano proprio quelle che veramente volete seguire. Con le quadrature di Marte, Venere, Sole e Mercurio non è semplice, ma non scoraggiatevi, cercherete sicuramente di trovare la strada più sensata. Scorpione, per voi oggi la luna è una luna che parla della reale possibilità di tessere rapporti un pochino più profondi con l'entourage lavorativo o con gli amici. E è proprio il gruppo affettivo intorno a voi che si chiede se potete ancora collaborare insieme. Sagittario, per voi oggi è una luna che smonta un po' i vostri entusiasmi, proprio perché vi chiede puntualità, vi chiede tecnicismo, a scapito un po' degli entusiasmi che tipicamente vi caratterizzano. Cercate di tenere duro, ci sarà tempo e modo per esplicare un po' le vostre esuberanze. Capricorno, oggi una stupenda luna di Trigono vi mette in connessione con delle energie molto forti, molto potenti. È una luna che attinge a tutta la forza del Sole e che dà quindi forza, coraggio, ma anche più in là a Venere e a Marte. Quindi oggi è proprio una splendida giornata per voi. Acquario, la luna vi lascia decisamente in pace, il trigono di Plutone, ospite nei vostri gradi con Urano, crea il clima ideale per la vostra creatività, per la vostra immaginazione e per farvi stare sereni come veramente volete. Intanto si avvicina pericolosamente una passione. Pesci, la luna in opposizione vi fa riflettere a questo punto se è il caso di proseguire o non una collaborazione lavorativa o una collaborazione più o meno sentita emotivamente, proprio perché la luna vi mette comunque senza troppi sconti a faccia con la resa di alcune persone che probabilmente non vi soddisfano come avreste sperato o desiderato. L'8 gennaio del 1935 nasce il re del rock Elvis Presley. Nei suoi 24 anni di carriera, The Pelvis pubblica 61 album e vende 1 miliardo di dischi in tutto il mondo. Il successo purtroppo non lo salva. Dopo il divorzio dalla moglie Priscilla, infatti vive una lunga depressione, durante la quale abusa di psicofarmaci che lo fanno ingrassare moltissimo. Stroncato da un arresto cardiaco, muore a Memphis nel 1977. Oggi vi spiego l'espressione a bizzeffe, che significa in grande quantità o in abbondanza. L'origine di questo modo di dire è araba, bizzeffe infatti deriva da bizzef, che vuol dire molto. Questa parola poi è entrata di diritto nella lingua italiana. Il matto di oggi è il cantautore David Bowie, soprannominato White Duck, il duca bianco. Fin dalla gioventù era appassionato di stregoneria e buddismo, al punto di trascorrere un periodo di isolamento in Scozia. Consumato dall'abuso di droga, arrivò a pesare 40 kg. Stupì anche nel testamento: una grossa parte dei suoi 100 milioni di dollari fu lasciata alla sua vecchia tata. E ci salutiamo anche oggi con la frase del giorno. Per me la musica è il colore, non il dipinto. La mia musica mi permette di dipingere me stesso. Come al solito il tempo è volato in vostra compagnia, mi raccomando, io vi aspetto domani con una nuova imperdibile puntata dell'Almanacco, sempre su questi schermi per tante nuovissime curiosità. Restate con noi, una buona giornata!